di Venezia hanno sgominato una banda di scassinatori di slot machine originali dell'est Europa che operavano in Veneto. 5 le persone finite in manette. Il caso del muratore di Arcade morto per un presunto infortunio sul lavoro tenuto nascosto. Domani l'autopsia sul corpo. La famiglia chiede di sapere la verità. Non si placano in Casa Lega le polemiche dopo la presentazione delle liste, il forte malumore per gli esclusi nel Carroccio, scelte incomprensibili, penalizzati gli uomini di Zaia, Tuone e il sindaco di Arcade Presti. Violenta lite all'interno di una sala scommesse nel Padovano, una giovane dipendente costretta a farsi medicare in ospedale. Cani tenuti al freddo in condizioni igieniche precarie, chiusi in box e addirittura in un acquario. I carabinieri forestali sequestrano 180 cani di razza in un allevamento del Veronese. Sono perseguiti fino a tarda sera i controlli nel Cannabis Store di Venezia. Alla fine è stato deciso di chiuderlo provvisoriamente per quelle che il sindaco Bugnano ha definito gravi irregolarità. Eccezionale fenomeno di bassa marea a Venezia. Rie, canali in secca, problemi ai trasporti e alla navigazione. Nel pomeriggio previsti meno 55 centimetri. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, questi dunque i titoli, ma in apertura una tragedia che si è consumata poco fa nel Veronese, per l'esattezza ad Arbizzano di Negrara. Un Cessna monomotore si è schiantato al suolo. Secondo quanto si è appreso, il velivolo è precipitato all'interno della tenuta Novare schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del SUEN 118, ma per i 2 passeggeri che si trovavano a bordo purtroppo non c'era più nulla da fare. 2 dunque le vittime che sono state identificate, ma i loro nomi non vengono al momento diffusi dalle autorità. Il velivolo ha preso fuoco nel momento dell'impatto a terra. È da accertare se gli occupanti siano deceduti a causa della violenza dell'impatto o a causa dell'incendio. Le operazioni di recupero del mezzo sono tuttora in corso. L'impatto è avvenuto, come detto, all'interno di su un bosco, all'interno di una tenuta. Naturalmente per ulteriori dettagli, se avremo nuovi aggiornamenti, ve li forniremo nel corso di questa edizione dei nostri telegiornali. E continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Venezia, dove i carabinieri hanno sgominato una banda che scassinava sale slot. Pochi minuti fa la conferenza stampa con tutti i dettagli, per noi a seguirla Anna Maria Parisi, alla quale cedo subito la linea. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno. Blitz all'alba di oggi dei carabinieri con al setaccio diverse abitazioni tra il veneziano e il padovano e anche lungo tutto l'asse del Veneto. Perché questo blitz? Perché è stata sgominata dai militari dell'Arma una banda di ladri dedita a furti e rapine nelle sale slot e bar tra il veneziano e il padovano. 5 persone sono finite in manette ed è stato scovato anche un latitante che era evaso dai domiciliari. Queste 5 persone, tutte di nazionalità romena e moldava, sono accusate di 24 furti aggravati ai danni di esercizi con slot machine in tutto il Veneto. Arrestate appunto queste 5 persone che avrebbero imperversato sia nel veneziano, come già anticipato, che nel padovano. I militari dell'Arma hanno eseguito 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e un obbligo di dimora emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta ovviamente della Procura. Nell'operazione, dicevo, è stata rintracciata anche una 6ª persona. Si tratta di un latitante che era evaso dai domiciliari per far ritorno in Moldavia ed è stato quindi nuovamente arrestato e portato in carcere sempre per furto. Al blitz nelle province di Venezia e Padova hanno preso parte anche una 60ina di carabinieri del Comando di Venezia con l'ausilio di uomini del 4° battaglione Veneto, del nucleo elicotteri di Belluno e del nucleo cinofili di Torreglia. I malviventi, dopo vari sopralluoghi nei bar e nelle sale videopoker, utilizzavano diverse tecniche, oscurando con cura i sistemi di videosorveglianza e bloccando quelli di allarme. Vi forniremo tutti i dettagli nel corso delle edizioni della sera dei telegiornali. Se non ci sono domande da studio restituisco la linea.
Grazie, buon lavoro ad Anna Maria Parisi. Ed ora il caso del muratore di Arcade nel Trevigiano, morto per un presunto infortunio sul lavoro tenuto nascosto. Domani l'autopsia sul corpo dell'uomo, intanto la famiglia chiede di conoscere la verità. La famiglia che vuole conoscere la verità. La titolare dell'impresa, unica indagata che si difende, era da solo e ha negato di essere caduto. Il dolore e il dubbio e l'urgente necessità di fare chiarezza. La causa della morte di Leonardo Semenzato, 50 anni, di Arcade, è ancora un'ipotesi. Il medico legale trevigiano Alberto Furlanetto effettuerà domani, su incarico della procura che conferirà oggi il mandato al consulente, l'autopsia sul corpo del muratore della Edili Impre di Tre Baseleghe, che lo scorso 22 gennaio si era presentato al pronto soccorso di Treviso accompagnato dai colleghi, lamentando mal di testa e mal di schiena, un malessere che non motivava accertamenti urgenti. Quando i medici si sono presi carico del quel codice bianco, la situazione era ormai disperata, troppo gravi le lesioni riscontrate, compatibili con una caduta, da cui l'apertura di un'indagine da parte della Procura della Repubblica che ipotizza un infortunio sul lavoro tenuto nascosto. Voglio sapere cosa è successo in quel cantiere, dice il padre Rino Semenzato, mentre dall'impresa la titolare 45enne afferma che il dipendente avrebbe a più riprese negato di essere caduto, circostanze su cui gli stessi sindacati chiedono sia fatta chiarezza. Ed ora la politica, perché non si placano in casa Lega le polemiche dopo la presentazione delle liste per le elezioni del 4 marzo, molti sindaci delusi. A fare da portavoce il primo cittadino di Arcade, Presti, che dice scelte incomprensibili, penalizzati i fedelissimi di Zaia. Non si spiega come molti di noi siano rimasti fuori, pur avendo i requisiti di sindaci a secondo mandato, pur avendo un'esperienza politica maturata all'interno del movimento, pur avendo tutte le carte in regola per essere presi in considerazione. Se ci avessero detto che questo non serviva, io credo che nessuno di noi si fosse appunto messo in evidenza. È la prima stoccata sferrata alla Lega dal primo cittadino di Arcade, Presti, in qualche modo portavoce di un piccolo esercito di sindaci delusi dalle liste depositate ieri dal segretario nazionale D'Arè. Niente contro i candidati, ma gli esclusi si chiedono quale metodo sia stato usato per la compilazione degli elenchi stessi, e qualche idea in tal senso i delusi se la sono fatta. Sono ritenuto vicino a Zaia e sembrerebbe che solo le persone vicino a qualcuno sono andate appunto in lista, quelle vicino sicuramente al governatore come me sono rimaste escluse. Presti non nasconde di aver avuto un moto di stizza appena prese le liste. Avevo quasi pensato, non lo nego, di andare fuori dal movimento, ma non ci penso minimamente. Ma passato questo momento, ora si lavora per il partito, chiarisce Presti, che garantisce che nessuno remerà contro. Non esiste, noi non facciamo nessuna azione contro il partito, non remiamo contro, la coerenza credo che sia quello che mi ha sempre contraddistinto, la lealtà e la fedeltà al movimento. L'amarezza però rimane, soprattutto per aver appreso dai media l'esclusione. Credo che come minimo una telefonata di cortesia da parte di qualcuno del movimento credo che spettasse non solo a me ma a tutti noi. Lei una telefonata l'ha fatta? No, io non faccio nessunissima telefonata, rispondo così come ho saputo dai giornali, attraverso i media rispondo comunque, faccio sentire la mia voce. Ora la delusione verrà messa da parte in attesa del 4 marzo, ma una volta chiuse le urne gli esclusi attendono una spiegazione. Vogliamo soltanto capire dal movimento, quindi dal provinciale, segretario provinciale, quello nazionale, quali sono i punti e i criteri che hanno adottato. Ci devono spiegare a noi, alla base leghista, qual è il criterio che è stato adottato. Torniamo alla cronaca con una violenta lite che si è consumata in una sala scommesse nel Padovano. Una giovane dipendente è costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. Litigio con pugni e spinte in una sala scommesse padovana. Durante un diverbio, infatti, un 36enne ha colpito con un pugno e una spinta una ragazza di 25 anni, dipendente del locale, che ha dovuto chiedere l'intervento di un'ambulanza per farsi medicare. Trasportata in ospedale, la giovane è stata dimessa poco dopo e ora potrebbe presentare una denuncia contro l'aggressore. Ha insultato 3 ragazze a bordo del treno Venezia-Udine e quando è intervenuto il capotreno per aiutarle, il kosovaro di 30 anni lo ha aggredito con calci e pugni. Ennesima aggressione su un treno. È accaduto l'altra sera quando un kosovaro di 30 anni residente nella Marca
Forse, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato ad insultare con frasi volgari 3 ragazze. A quel punto le giovani hanno chiesto aiuto al capotreno, che si è avvicinato al trentenne, cercando di calmarlo, ed ha chiesto di esibire il biglietto e i documenti. Di tutta risposta l'uomo ha iniziato a prendere a calci e pugni il controllore. L'episodio è avvenuto sul treno Venezia-Udine. Una volta arrivato alla stazione di Conegliano, il kosovaro è stato bloccato dalla polizia ferroviaria e denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una volta arrivato il treno a destinazione, il controllore è stato portato all'ospedale cittadino per essere medicato. Ha riportato varie contusioni sul volto. Un minorenne ha affrontato con una mazza da baseball un gruppo di extracomunitari ed è stato denunciato. Gli schiamazzi, i danni, la rissa e infine la denuncia. Serata a dir poco movimentata a Monselice, in pieno centro della città murata. È stata segnalata la presenza di 2 stranieri evidentemente agitati al passaggio di una macchina con a bordo una coppia, il figlio sedicenne, una bottiglia sfonda all'unotto della vettura. Da qui la situazione degenera. Il minorenne, immaginando che il colpevole fosse uno degli extracomunitari, è sceso dal veicolo impugnando una mazza da baseball e affrontando il gruppetto. Ad avere la peggio è stato un marocchino di 30 anni a cui il giovane ha fratturato la mandibola durante la rissa, mandandolo così in ospedale con una prognosi di 30 giorni. All'arrivo dei carabinieri dell'ambulanza è stata rintracciata la famiglia e denunciato il minore per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ha postato sui social le foto del suo ex praticamente nudo. Una 37enne residente nel Veronese è stata denunciata per stalking ed estorsione, visto che la donna aveva chiesto all'ex di 40 anni di Conegliano di comprarle un vaso da 800 euro per smettere di perseguitarlo. Non aveva mai accettato la fine del rapporto con il fidanzato. Così una 37enne residente a Sirmione ha iniziato a perseguitare il suo ex, rendendogli la vita un inferno. Telefonate ad ogni ora e messaggi continui, ma da parte della vittima, un 40enne di Conegliano, nessuna risposta. L'uomo sperava che prima o poi lei si mettesse il cuore in pace, ma così non è stato. Così la stalker ha pensato bene di postare sui social le foto nude del suo ex, reso riconoscibile dai tatuaggi. Ha quindi creato un falso profilo su Facebook facendo credere che quelle foto erano state create per un book fotografico. Il 40enne a quel punto ha pensato di provare a chiarire con la ex, ma di tutta risposta lei gli ha chiesto di acquistare un vaso da 800 euro per smetterla di perseguitarlo. Il 40enne ha deciso di denunciarla ai carabinieri e dopo qualche indagine la donna è stata accusata di stalker ed estorsione. I carabinieri forestali di Verona hanno denunciato i titolari di un allevamento di cani di razza per detenzione in condizioni incompatibili di oltre 180 cani di varie razze. Gli animali erano stipati dentro box, cassonetti per la frutta e addirittura in alcuni acquari al freddo e alcuni in condizioni di isolamento carenti e in condizioni carenti sotto il profilo igienico-sanitario. Dal controllo amministrativo degli animali intestati ai 2 titolari è emerso inoltre che altri cani per la riproduzione erano stati portati in un capannone a Isola Rizza, anche questo in condizioni igieniche precarie. I carabinieri hanno sequestrato 26 madri e 27 cuccioli che ora sono stati consegnati in custodia giudiziaria ad un rifugio che sta provvedendo all'affido temporaneo a privati. Voltiamo pagina. Ieri la riunione della Commissione parlamentare sul crack delle popolari, varata la relazione finale. La relazione della commissione d'inchiesta parlamentare sul crack delle banche popolari si frantuma e finisce a pezzi. L'aria della vigilia era tesa e nonostante tutti i tentativi del presidente Pier Ferdinando Casini di portare un testo condiviso tra tutte le forze politiche, l'accordo salta e con l'accordo anche la relazione unitaria. Alcuni gruppi parlamentari, come Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Liberi e Uguali, fanno pervenire i loro documenti, mentre la relazione finale di maggioranza della Commissione punta il dito sulle attività di vigilanza, sia sul sistema bancario da parte di Banca Italia che sui mercati finanziari da parte di Consob. Attività di vigilanza che si sono rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio. In luce, nella relazione, anche la debolezza nella
della collaborazione nello scambio reciproco di informazioni tra Banca Italia e Consob che, dotata di maggiori poteri ispettivi rispetto alla Banca d'Italia, non pare averli utilizzati adeguatamente, sicché gli interventi poi attuati non hanno portato all'individuazione tempestiva di quelle criticità che solo l'autorità giudiziaria ha poi accertato, quando ormai i fatti contestati si erano da tempo consumati. Per questo la relazione di maggioranza suggerisce l'opportunità di valutare la previsione di allargare a Banca d'Italia i poteri investigativi già riconosciuti a Consob e di utilizzare la polizia giudiziaria per effettuare accessi, ispezioni e perquisizioni. La relazione infine segnala la necessità di rafforzare la collaborazione tra Banca Italia e Consob e la creazione di una bad bank pubblica per la gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. La relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta sulle banche passa così, con i 19 voti favorevoli di Partito Democratico e centristi, mentre i contrari sono stati 15 e 6 gli assenti. È stata ritrovata nella tarda serata di ieri la donna di 40 anni di Feltre, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì. Grazie ad una segnalazione, una squadra del soccorso alpino di Feltre assieme ai carabinieri è andata a verificare il luogo indicato e 200 metri prima di località Camogne, sulla strada che scende da Croce Daune, è stata rinvenuta l'auto. All'interno la donna, che era stata colta da malore. È subito intervenuta un'ambulanza per accompagnarla all'ospedale. Le condizioni sono serie. Ed ora torniamo a parlare del Cannabis Store aperto in centro storico a Venezia. Ieri i controlli e poi una decisione. Ci racconta tutto in collegamento Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. Si sono protratti fino a oltre le 8 di ieri sera i controlli di cui vi davamo conto nel telegiornale di ieri. Al termine di questi controlli al Cannabis Store di Calle dell'Anconeta da parte dei vigili urbani e dei NAS si è deciso di chiudere provvisoriamente il punto vendita per quelle che il sindaco Brugnaro chiama in una nota gravi irregolarità. Sono irregolarità però che non hanno nulla a che vedere con il tipo di prodotto venduto che ricordiamo è assolutamente legale, ma con la mancanza di requisiti igienici e sanitari, perché per quel tipo di attività è necessario avere acqua corrente, un bagno ad uso personale e altri requisiti che non sono stati rispettati, e quindi il locale è stato chiuso fino a quando non sarà messo in regola da questo punto di vista. Per quanto riguarda la questione delle sementi che erano state contestate dalla denuncia di un comitato cittadino, sono state sequestrate alcune di queste sementi per essere analizzate dal NAS di Treviso, ma al momento non risulta che ci siano irregolarità in questo senso. Ulteriori aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie anche a Tommaso Stoppa. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con gli aggiornamenti sulla tragedia che si è consumata nel Veronese, di cui vi abbiamo dato notizia in apertura di telegiornale, quell'aereo Cessna precipitato in un bosco. Ebbene, le vittime sono 2 veronesi, l'istruttore e l'allievo che doveva conseguire il patentino. Queste almeno le prime indiscrezioni. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto ad Arbizzano e che ha coinvolto un aereo Cessna F-150 nel quale appunto 2 persone hanno perso la vita. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Verona a Boscomantico con destinazione Tiene. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha subito disposto l'invio di un proprio investigatore sul posto dell'incidente per ricostruire quanto accaduto. Qualcuno avrebbe raccontato, qualche testimone avrebbe raccontato di aver sentito un botto e di aver visto l'aereo in fiamme al momento dello schianto, ma naturalmente si tratta ancora di ipotesi e vi daremo tutti gli aggiornamenti nei notiziari serali di Antenna 3.
Parliamo ora di smog che aumenta, sale l'allarme. Legambiente, Punzecchi e il comune di Padova. Non si può attendere la realizzazione del tram, dicono, vanno presi provvedimenti urgenti. Padova non può aspettare, l'emergenza smog è pesante, solo Torino, Cremone e Alessandria hanno registrato valori più alti di inquinamento da polveri sottili e quindi i provvedimenti della giunta Giordani devono essere immediati. Ogni volta che noi lo chiediamo loro dicono che ci stanno lavorando e speriamo che questo lavoro dia i suoi frutti in fretta. Il comune intanto ha deciso di bloccare le auto Euro 3. Agli oltre 80.000 veicoli già costretti a rimanere in garage se ne aggiungono così altri 65.000 che potranno percorrere in pratica solo le tangenziali. È una cosa doverosa, non è sufficiente ovviamente perché servono iniziative strutturali. Il traffico è il principale responsabile dell'inquinamento e soprattutto è l'inquinamento più nocivo per la salute. Per Legambiente non si può attendere la realizzazione del tram, bisogna agire subito. Il comune è giusto che stia programmando di fare altre 2 linee di del tram, ma sapendo che queste cose si faranno fra vari anni, ripeto, deve agire soprattutto sul potenziamento del trasporto pubblico. La risposta immediata all'inquinamento è potenziare il servizio pubblico, più autobus, passaggi più frequenti e investimenti pesanti, altrimenti nessuno rinuncerà all'auto privata. I soldi ci sono, il comune se vuole li ha già. Di rafforzare il trasporto pubblico usando parte delle multe che vengono fatte in tangenziale con le auto Velox, che sono vari milioni di euro, e questo per soprattutto intensificare le frequenze delle corse dei bus, perché uno dei motivi per cui la gente non prende il bus è che sono troppo lunghi i tempi di attesa. Intanto da ieri in città a Padova non possono circolare le auto diesel Euro 3. Il comune pensa di scoprire chi non rispetta il divieto attraverso le telecamere del centro. Dopo le limitazioni, i controlli. Per far rispettare il blocco delle auto diesel Euro 3 contro l'inquinamento da polveri sottili, circa 66.000 in città, il comune sta impiegando gli agenti di polizia municipale, ma è un compito difficile. Ecco allora che si sta pensando di utilizzare le telecamere già presenti per il controllo della ZTL, la zona a traffico limitato del centro storico. Le telecamere, attraverso l'immagine della targa, potrebbero risalire infatti ai dati di immatricolazione dell'auto e quindi al tipo di filtro antismog installato. In caso di irregolarità, la contravvenzione scatterà in automatico. Eccezionale fenomeno di bassa marea in Laguna Venezia che ha prosciugato molti rii, in alcuni casi mostrandone, come vedete, persino il fondo. Questo sta causando non pochi problemi ai trasporti e alla navigazione. Il centro maree del comune di Venezia alle 16:20 di ieri aveva previsto un picco minimo di meno 60 cm sul livello del mare. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità, ma nel pomeriggio si prevede il ripetersi del fenomeno con possibili meno 55 cm alle 16:55. C'è il rischio che le barche rimangano bloccate all'ormeggio, creando non pochi problemi a chi per lavoro deve muoversi via acqua. Spiegano gli esperti che si tratta comunque di un fenomeno normale per questo periodo dell'anno. E allora vediamo proprio che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai telegiornali serali di Antena 3 a partire dalle 18:30 con l'edizione del Veneto. Grazie ancora e buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Molto grigio al mattino, poi tempo via via più instabile sulle nostre regioni con qualche debole fenomeno a carattere sparso. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto nebbie diffuse al mattino, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Dal pomeriggio qualche pioggia sul veneziano, ma tempo via via più instabile anche sul resto della regione. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, minime tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui locali nebbie e nubi basse sui settori meridionali al mattino, col passare delle ore nuvolosità in aumento anche con possibili piovaschi a carattere sparso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori centro-meridionali, ma senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento altrove e con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, minime sotto zero tra -4 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo. I venti deboli, meridionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.